Benvenuti a Io Compro Siciliano Live, appuntamento del martedì, appuntamento in cui avremo modo di raccontarvi una storia bellissima. Prima di iniziare però vi ricordo, come sempre, se non l'avete ancora fatto, di andare a spulciare, a visitare, a guardare ogni angolo del nostro grande marketplace del Made in Sicily, www.iocomprosiciliano.com, dove potete entrare in contatto con tanti produttori del nostro territorio con i quali poter questo 2021 che può giocare dei brutti scherzi. E che qui. Allora, ok, ho ricevuto l'ok, andiamo. Allora, dicevamo che quest'oggi, allora vi ripeto un po' tutto quello che vi stavo dicendo, ma a quanto pare me lo stavo dicendo da sola. www.iocomprosiciliano.com, il grande marketplace del Made in Sicily, dove andare a scoprire tutti i prodotti del nostro territorio, dal quale poter entrare anche in contatto con chi li realizza, con chi li produce. Quindi quello è sempre il nostro punto di riferimento. Ma oggi vi vogliamo raccontare una storia diversa, la storia di Archelab, un'associazione culturale che scopriremo insieme agli ideatori e fondatori Giuseppe Giambrone, Tiziana Martirotti e il maestro Daniele Restivo. Vi do Ciao il a benvenuto tutti! all'interno di Io Compro Buongiorno. Siciliano Live. Buongiorno. Allora, qui non servirebbe affatto fare le presentazioni, però per i più distratti ricordiamo Tiziana Martirotti, avvocato, sarebbe anche avvocato nella vita, ma noi la conosciamo come attrice con questa sua grande verve comica, e Giuseppe Giambrone, cabarettista che da tantissimo tempo, anche se non si vede che questo tempo passa sul viso, ci delizia con i suoi spettacoli, anche con la sua musica, perché quella non è da dimenticare mai, e con la musica arriviamo fino al maestro Daniele Restivo, proprio perché qui da musicista maestro un attimo, e ora mi racconterete come nasce questa Archelab che vi riunisce e che porta al vostro fianco tante persone meravigliose. Chi se la sente di fare l'introduzione e di raccontarci proprio i primissimi? L'avvocato. Uno dice con chi parlo? Con l'avvocato, Nonché ovviamente. presidente di Archelab, per cui è giusto che sia così, ecco. Giustamente. Tiziana, come nasce Archelab? Archelab nasce con l'idea di seguire questi ragazzi che noi da anni abbiamo la fortuna di avere a contatto. Nasce dal fatto di volere collaborare, tre amici fondamentalmente, sai, non c'è cosa più bella che iniziare a intraprendere un'attività lavorativa con le persone che realmente vuoi accanto. Io, Daniele e Giuseppe siamo veramente sai quando si dice quel gruppo ben formato che non ha niente da dire ma solo la voglia di stare insieme e di collaborare? Questa è la base praticamente della nostra associazione. Poi col supporto dei genitori che ci conoscono perché noi seguiamo individualmente alcuni di questi ragazzi, ci hanno indotto loro a volere creare una realtà tutta nostra che portasse avanti quelle che sono le nostre idee, fondate semplicemente sul cuore e su quello che vogliamo fare per questi ragazzi, quindi abbattere i pregiudizi, portarli in scena e renderli al meglio, ecco, cercare di affinare quelle che sono le loro qualità. Chi sono i ragazzi di cui ci parla Tiziana? Sono i ragazzi che partecipano ai corsi organizzati da Archelab, sono dei ragazzi speciali, ragazzi che hanno alcune disabilità ma che attraverso l'arte, e l'arte in senso lato, perché l'arte può essere la recitazione, l'arte può essere la musica, l'arte in tutte le sue forme può permettere proprio a questi ragazzi speciali di esprimersi e di trovare un'altra via. Sì, esattamente. Sì.
partiamo da questo, noi partiamo da quello che sono le loro tecniche, le loro affinità praticamente, tutto quello che li porta ad esprimersi, a socializzare tra loro, a cercare di affrontare quel palco che per noi, ad esempio, che facciamo questo lavoro è vita, no? È quello che ci sta mancando in questo periodo, no? Però loro lo affrontano, lo vivono, imparano, seguono anche queste regole di comportamento che si devono avere nel rispetto tale dei compagni l'uno dell'altro e di quello che è la musica, l'arte, il teatro e la recitazione. Questo è... E dire che sono tra l'altro più disciplinati di noi attori navigati, perché appunto noi siamo un po' più alla fine dietro le quinte più diciamo, incasinati, disciplinati, tranquilli, rilassati, noi sempre emozionatissimi che ci stiamo male prima di andare in scena, e loro proprio sono di una pacatezza e una tranquillità, quindi stiamo imparando anche molto da loro. Noi insegniamo a loro, ma loro ci stanno veramente insegnando di tutto e di più, quindi è uno scambio reciproco tra di noi, quindi una cosa Ma molto... tu avevi mai avuto un'esperienza di questo tipo, Giuseppe, prima che nascesse Archelab? Allora, io avevo avuto problemi, avevo avuto... Quelle sono affari Vabbè, tuoi se ti va di personali. confidarci Quelli qualcosa, l'abbiamo noi tutti. possiamo starti Apriti, apriti. Esatto, ecco. Confessiamo. Allora, io da giovane ho fatto l'obiettore di coscienza come si chiama? Oasi Verde, per cui ho abbracciato una realtà di disabilità molto, molto ampia, per cui già da allora ho avuto dei contatti con questa gente, già da allora, parliamo più di 20 anni fa appunto, perché anche di più, sì, 30 anni fa, già allora li facevo cantare, li facevo esibire, eccetera. E quindi poi negli anni, appunto, questo incontro con Tiziana, con Daniele, questa decisione di metterci tutti quanti insieme e creare questa realtà, e mi ha stimolato ancora di più, perché il trascorso già l'avevo, adesso è cambiato tutto, anche la generazione, allora avevo a che fare con gente, appunto non c'era internet, non c'erano i cellulari, eccetera, adesso i nostri allievi sono modernissimi, perché oltre a essere molto bravi sono pure bravi a collegarsi molto social, infatti molte lezioni le teniamo anche online proprio per questo problema del Covid, quindi ci troviamo in una realtà fantastica che ho abbracciato e che vorrei abbracciare anche per il futuro, infatti la vedo come un mio futuro questa situazione, ecco, un prolungamento della mia arte che però appunto adesso voglio donare a loro, ecco. Daniele, si sa che la musica è una forma di comunicazione, che la musica è una forma di espressione emotiva e soprattutto dove ci sono delle difficoltà particolari, la musica può essere una grande terapia. Sì, allora innanzitutto il canale della musica, del canto soprattutto, che è la mia materia insomma, di riferimento, è un canale di comunicazione dove magari altri messaggi non riescono ad arrivare con il mezzo vocale. In questi anni di esperienza con Tiziana, con Giambrone abbiamo avuto l'onore e un privilegio per fare questo lavoro con questi ragazzi, perché come dice Giuseppe, ci danno molto, ci insegnano molto nel senso di alcuni valori che magari abbiamo un po' perso ultimamente nel tempo, c'è il fatto di avere il piacere della riuscita dell'altro, l'aiutarsi l'un con l'altro, creare un lavoro di squadra dove anche chi è un po' più in difficoltà ha l'aiuto di chi è un po' più avanti. E quindi il nostro obiettivo è proprio la centralità di questi ragazzi appunto nel mondo dell'arte, cioè avere dei ragazzi che si esibiscono e dove lo spettatore dice ma dove mi trovo? Non riesco a trovare un po' la differenza fra il limite fra l'uno e l'altro. E quindi il canale della musica e del canto soprattutto con delle tecniche anche di memorizzazione dove non usiamo né testi, non usiamo nessun tipo di lettura, ma memorizziamo tutto tramite appunto la ripetizione, tramite l'aiuto e il lavoro di squadra, dove alla fine quasi incredibilmente chi non ha mai avuto a che fare con insomma, il nostro lavoro dice com'è possibile che questi ragazzi imparino tutto a memoria così bene e anche affinandosi tecnicamente sia nella recitazione che nel canto.
E questo è il nostro obiettivo, quello che ci ha accomunato. Le persone con cui volevo intraprendere questa strada appunto sono loro, persone dove l'obiettivo primario è appunto un'unità di intenti e la centralità di questi ragazzi. E poi, come diceva anche Tiziana, la soddisfazione quando fai della loro emozione anche la tua emozione. E quindi tutto il lavoro che poi hai svolto con loro, insomma, si apre a livello emozionale quando appunto si apre un sipario del palcoscenico. Bellissimo. Ovviamente voi tre, nostri interlocutori quest'oggi, ma non siete da soli in questo viaggio. Ci sono Daniela, Serena, sono tante le figure che ruotano intorno a voi per poter gestire e preparare i ragazzi di Archelab. Sì, sono Daniela Fragalà e Serena Benignati, sono proprio le assistenti tecniche che stanno molto spesso poi dietro le quinte, quindi assistono, ci aiutano durante le prove in saletta, prima di arrivare poi a produrre tutto il nostro lavoro su un palcoscenico. Il dietro le quinte poi è fondamentale perché c'è un'organizzazione dietro, una scaletta, quella a cui siamo abituati tutti noi, ma che loro devono seguire giustamente per avere un ordine su quello che deve avvenire. E quindi anche lì c'è questo lavoro di squadra che ormai avviene, guarda, direttamente. Sembra magari insomma un po' strano dirlo, però ti devo dire che noi tutti ci capiamo con uno sguardo, anche i ragazzi stessi, capisci? È ormai c'è un campo visivo, un campo di lavoro, un campo di memoria, è tutto un ordine che porta a queste esibizioni poi finali, che è poi quello a cui noi diciamo puntiamo, il fatto che loro poi si esibiscano, che abbiano questo sostegno dietro le quinte e davanti, sotto il palco tra l'altro, quindi questo campo visivo con noi insegnanti, Giuseppe che solitamente fa da collante tra noi che stiamo sotto, loro dietro e lui accanto a loro. È come se avessimo creato ormai un equilibrio e questo equilibrio poi porta allo spettacolo definitivo. Tutto questo ci fa pensare però ad un mondo in cui questo dannato Covid non c'era e si poteva andare a teatro anche ad assistere a uno spettacolo dei ragazzi di Archelab. In questo periodo, sentivo poco fa Giuseppe, mi dicevi facciamo lezione anche a distanza, state continuando a seguire il progetto, siete vicini ai ragazzi anche attraverso queste nuove tecnologie? Assolutamente sì. Facciamo degli incontri, riusciamo perfettamente, cioè senza alcun disagio a connetterci, quindi la piattaforma la organizzo io, siamo tutti là online, addirittura riescono pure a cantare, perché con il maestro restivo, con Daniele, riescono benissimo a cantare con la base che manda lui. Insomma, cioè, ci sorprendiamo anche di noi stessi, perché non ci siamo mai fermati. E questa è stata un'ottima cosa, perché fermarci in un momento del genere sarebbe stato molto negativo per loro, perché quando abbiamo dovuto chiudere, ed era tra l'altro in prossimità di un saggio, è stato un vero e proprio stress fisico e mentale per tutti loro e per noi. Quindi noi abbiamo proprio deciso di continuare tutta l'estate a lavorare fino ad oggi online, quindi un'ottima cosa, però quanto prima ritorneremo dal vivo, visto che per fortuna anche in zona gialla diciamo che gli incontri per le lezioni dovrebbero essere appunto fattibili, e questa cosa appunto nel momento in cui avremo la certezza ci rivedremo, non ci potremo riabbracciare purtroppo come di solito eravamo abituati a fare, perché abbiamo sempre avuto questo bel contatto con i nostri ragazzi fisico, bellissimo, però loro ci aspettano anche per guardarci negli occhi, perché abbiamo un contatto anche di capirci, di tutto anche con un gesto e con gli occhi e con tutte le espressioni della faccia, che purtroppo però con mascherina sono un po' Anzi, voi siete simpatici con queste mascherine rosse, riuscite a conquistare, a catturare l'attenzione. Sì, no, infatti questa è stata una mia prerogativa, io... Non avevo dubbi su questo, Giuseppe, non avevo dubbi. Sì. Tra l'altro io appunto mi sono fornito... Io immagino Tiziana sarà arrivata con una mascherina nera, sobrissima, e tu hai detto togliti questa cosa, te la do io, ci penso io. L'ho fatta trovare io. Ma è vero che volevo mettere, per tutte le occasioni ne ho di diverso tipo, volevo mettere quella a rainbow che c'ho pure ovviamente, però abbiamo detto vabbè facciamo un discorso un po' più sobrio, quindi in ogni caso cerchiamo di essere
mantenuti Anzi che ancora non hai fatto una linea proprio tua di mascherine personalizzata, ci potrebbe pure stare. Ma la stai dando l'idea, questa sì. È un'idea. Io voglio farli vedere questi ragazzi, li voglio fare conoscere al pubblico di Io Compro Siciliano Live. In questo momento lo possiamo fare soltanto attraverso un video che ci farà vedere i volti, i sorrisi di tutti coloro i quali rappresentano Archelab. Ah, che bellezza, vi mancano? Da morire. E ci commuoviamo, io guardo un attimino, ho avuto un attimo di commozione nel vedere questo video, infatti ho detto a Tizia era un bel da Io sto pensando anche magari a genitori che in questo momento ci stanno ascoltando e dicono ma come si fa? Se c'è una selezione per fare partecipare i ragazzi e farli entrare all'interno di Archelab, è un progetto ormai chiuso e quindi si può anche entrare ancora a far parte? Sì, certo. Allora, innanzitutto, appunto, mi dai la possibilità, prendendo l'argomento genitori, per dire che grazie alla loro fiducia che loro ripongono nei nostri confronti e grazie comunque a un rapporto che si crea anche personale molto particolare, molto appunto di stima reciproca, che noi riusciamo a realizzare i nostri progetti, perché i genitori sono anche loro al centro del nostro progetto, cioè sono coloro che fanno da motore, ci danno l'occasione di lavorare con i loro figli e di avere comunque la possibilità di darci nelle mani appunto i loro figli per creare insomma quello che vorremmo fare in futuro. Sì, i nostri corsi sono aperti a tutti, qualsiasi genitore insomma, che volesse avere delle informazioni. Abbiamo anche un numero nella nostra pagina dove chiedere delle informazioni. Al più presto, come diceva Giuseppe, quando riapriranno appunto i teatri e avere la possibilità di ospitare questi ragazzi, possono benissimo venire a chiedere le informazioni. I corsi sono aperti a tutti senza nessun tipo di limitazione né di età né di numero. Quindi noi accogliamo chi ha il piacere insomma di intraprendere questa strada insieme a noi. Abbiamo fatto bene a sottolinearlo questo. Dimmi Tiziana. Devo dire anche che a proposito sempre dei genitori, è proprio perché abbiamo voluto omaggiarli, noi in questi giorni con i ragazzi stiamo preparando un video che uscirà per la Festa delle Donne, grazie anche alla collaborazione di Giuseppe Mazzola, e stiamo preparando un video a favore di tutte queste mamme che sono legate ai loro figli. È un testo a largo spettro dove ci saranno delle voci narranti con delle attrici conosciutissime, ma solo voci narranti. Dopodiché vedremo questi squarci di quotidianità loro. È un omaggio che noi facciamo, è il primo regalo che Archelab vuole dare a tutti coloro che ci hanno dato fiducia e soprattutto fare un video stavolta diverso. Niente retorica, niente pietosismo, ma semplicemente uno squarcio di quotidianità che dia il simbolo di forza e di un nuovo modo di vedere questa realtà di questi ragazzi. Quindi noi a questo ci teniamo molto ed è il nostro regalo per questi genitori che ci hanno dato fiducia. Quindi stay tuned. Attendiamo di vederlo. Prima però qualche messaggino, prima di salutarci leggiamo anche qualche messaggino. Salutiamo Luca Leonardi che con l'hashtag Io Compro Siciliano ci riporta all'attenzione. Oh, che succede qua? Hallo, guten Tag. Qua siamo in tedesco, Ignazio Greco Ferlisi che ci dice guten Tag e buon giorno. Buongiorno, sì.
No, quello è Guten Morning, sarà o pomeriggio, No, buonasera. Allora, rudimenti di tedesco zero, tutti rimangono. No, noi ho siamo capito. inglese e francese, ecco. Esatto, John Blandi quindi arriva da New York e ci saluta, ma lui scrive in italiano: buongiorno e buon martedì a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Baci da Gaspare Segreto. Cristiana Campisi che ci manda un cuore e che salutiamo con affetto. Eliana Intravaglia che dice bravi, una bellissima iniziativa e non possiamo che essere d'accordo. Antonino Di Caccamo che ci saluta e ci dà il buongiorno da Milano. Ciao Antonino. Bravo. I maestri sono bravissimi, ci scrive Mauro Provenzani, e aiutano i ragazzi a trarre il massimo dalle loro risorse, valorizzando le loro abilità. Non è da tutti riuscire a fare questo percorso, ma quando ci si riesce si regala veramente tantissimo. Maurizio Tumia che ci dà il buongiorno, ci saluta, ciao anche a te. Insomma, voi state facendo un percorso meraviglioso e devo dire ragazzi, bravi per avere resistito anche a questo momento difficile, perché si fa tanta strada per riuscire a fare dei passi in avanti attraverso l'arte con i ragazzi speciali, però lasciarli soli significa richiudere quel guscio da cui non si possono poi intravedere quelle risorse, quelle bellezze, quei tesori che ci sono all'interno. Quindi il fatto anche di accompagnarli nonostante il momento particolare li rende grande onore e dimostra che Archelab è un progetto molto serio che ha a cuore tantissimo questi ragazzi. Quindi vi ringrazio anche io per quello che fate. Grazie a voi, grazie a te. Grazie. Potevo dire qualcos'altro velocemente? Puoi, vai. Grandissimi Allora, professionisti, anche Marianna Lima, che così salutiamo. Ah, ok. Allora, la pagina ufficiale di Archelab ha debuttato proprio una decina di giorni fa e abbiamo riscontrato un appoggio da parte di tutti i colleghi, attori, cantanti, tutti i nostri amici siciliani che ci hanno omaggiato con un video spontaneamente, tra l'altro, un video di auguri, di in bocca al lupo, e noi quotidianamente sono talmente tanti che li stiamo in due fasce orarie, alle 12 e alle 18, a mezzogiorno alle 18 ci sono gli auguri dei nostri colleghi, oltre alla presentazione dei vari ragazzi, dei nostri allievi con delle frasi. Insomma, ci stiamo lavorando abbastanza anche per entrare nelle vostre case attraverso le nostre storie, attraverso il computer che ormai è il diretto contatto con ognuno di noi, col cellulare, eccetera, eccetera. Per cui cerchiamo tramite la pagina di dire più cose possibili, giusto per farci conoscere e ampliare sempre più il nostro campo visivo, ecco. Sì, ma in attesa quindi possiamo salutarci così, possiamo salutare Giuseppe Ciambrone, Tiziana Martirotti e Daniele Restivo dicendo che in attesa di vedere al più presto i ragazzi di Archelab sul palco vi raggiungiamo sulla pagina Facebook di Archelab, mettiamo un mi piace e vediamo i video, il vostro lavoro, questo work in progress, in attesa che questo palco possa ritornare ad essere vissuto sia per i ragazzi di Archelab sia per tutti voi. Grazie tante. Grazie. Un abbraccio ragazzi, grazie ciao, per Eliana. essere stati qui con noi su Ciao, Siciliano Live. Ciao Daniele, grazie tante. Ciao ragazzi. E dopo questo appuntamento così emozionante non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento domani a mezzogiorno sempre con Io Compro Siciliano Live.